giretto comunale alla ricerca di sentieri e strade bianche, perché di trail non se ne parla, tutto in piano qua nel comune. Non lo prendo neanche come un giro di scarico, lo prendo proprio come un giro di esplorazione alla ricerca di posti in cui magari andare con una gravel, chi lo sa. Potrebbe anche essere zona di caccia questa, quelli sono cerbiatti e lì c'è un cane totalmente disinteressato ai cerbiatti, quindi non lo so. Per tutti quelli che non hanno mai provato l'esperienza del vento di Bora nella nostra regione, credo proprio che dalle riprese si senta. Adesso ci spinge alle spalle e praticamente potrei non pedalare per andare a 15-20 all'ora. Il bello della Bora è invece, secondo me, che soffiando così forte dai monti verso il mare, da nord a sud, pulisce il cielo in una maniera unica. Che roba! Un classico della zona, da qua località Alberoni prendiamo la ciclovia Alpe Adria, poi direzione, diciamo, Grado, Isola della Cona. Buongiorno. Qui a destra, fra l'altro è stato anche tutto pulito l'argine, perché l'ultima volta che sono passato di qua, più o meno un mesetto e mezzo, 2 mesi fa, era completamente alberato e pieno di cespugli e arbusti. Adesso è completamente pulito. Mi aspettavo infatti di fare tutto questo pezzo qua tendenzialmente all'ombra, e invece no, non male, interessante. Questa è già la seconda parte del percorso che passa, diciamo, da strada quasi asfaltata dove eravamo prima a ghiaia, quindi gravel vero e proprio. Il percorso l'ho fatto veramente n.000 volte, anche in bici gravel vera e anche con bici elettrica turbo creo. Magari vi lascio il link a uno dei video qua in alto a destra. Sì. Sì. Qua andiamo a sinistra, direzione Isola della Cona, sempre FVG 2, la ciclovia. Questo pezzo non l'ho mai fatto, le indicazioni segnano Isola della Cona, però secondo me a un certo punto o ci dovrebbe essere un ponte che ti fa passare dall'altra parte del fiume Isonzo, o non si può andare dall'altra parte, perché questo punta dritto al mare. Vediamo, sono curioso. Questo è il mare, questo dovrebbe essere Isonzo. Adesso studio, sono curioso. Noi comunque prima siamo arrivati di là. Riserva naturale Foce dell'Isonzo. Sono proprio curioso di capire se si passa oltre o meno.
Allora, qua c'è il centro visite sulla destra, ma qui voglio vedere che cosa c'è. Niente, un approdo. Sì, La biglietteria è aperta. sembra anche aperto. Abbiamo fatto tutto questo giro qua. Siamo andati fuori mappa per tornare dentro da questa parte e adesso siamo qua al centro visite. Quindi effettivamente questo era l'Isonzo, quello che avevamo sulla destra adesso, però per arrivare a Punta Sdobo, comunque in fondo, ci manca ancora un pezzo. C'era il Sì, da un lato mare il mare. e fiume. Un rientro a spinta, inteso non che sfruttiamo il motore della Turbolevo SL, ma che io spingo chi va con la Turbolevo. C'è qualcosa che non va in questo mondo. Mi dimentico di quanto fighi sono certi posti dietro casa. Di qua c'è il mare e di qua c'è l'Isonzo. Effettivamente chi all'epoca si costruiva la casa, o meglio il casone abusivo qua, non aveva tutti i torti. Sto pedalando praticamente tutto fuori dalla bici a sinistra per contrastare la spinta di dentro. Il peggiore perché la Bora scende dai monti, dal Carso verso il mare e scendendo accelera, in pratica accelera giù dai monti lungo la pianura fino ad arrivare al mare e accelerando acquisisce la velocità tipica e famosa dappertutto. Comunque non so se ci rendiamo conto, ma qui c'è il mare e lì si vedono le montagne che sembra di poterle toccare. Ma scherziamo? Dritto dritto che è morbido. Con la gitarrella di oggi mi è tornata gola di una bici gravel con cui andare forte sulle strade bianche, su sentierini battuti. Ci devo pensare. Comunque this is the end of our gitarella di 30 km nel comune, quindi see you soon.